Siamo tornati in studio, continuiamo a parlare di questa iniziativa dei geniatori di dolo che il 9 aprile alle 16:30 al Cinema Teatro Rex in via Sant'Osvaldo 2 di Padova saliranno sul palcoscenico per interpretare la storia del personaggio dei fumetti Shrek con una finalità di solidarietà, aiutare la pediatria di Padova ad investire ma soprattutto a rendere visibile una terapia che è una terapia diversa da una terapia farmacologica, una robotterapia, i cosiddetti baby goldrake, che sono dei robottini che in qualche modo aiutano i bambini che soffrono a sentire meno il dolore in quanto distratti dal gioco. E per parlare di questa innovazione, di questa nuova frontiera della cura, abbiamo Roberto Mancin, che è responsabile per le applicazioni innovative proprio al Dipartimento di Pediatria dell'ospedale di Padova. Buongiorno e benvenuto. Insomma, laddove non si possono introdurre gli animali, tipo la pet therapy, oppure anche perché magari i bambini hanno delle patologie per cui devono essere isolati, o le persone, gli adulti, ecco che intervengono i robot a giocare, ad animare i bambini. Esatto, è una sperimentazione innovativa per l'Italia. In Canada, negli Stati Uniti già si fa da qualche anno con ottimi risultati e si spera, siamo proprio agli inizi, di vedere anche dei risultati scientifici misurabili sul miglioramento dell'ansia e dello stress dei bambini che devono fare una terapia dolorosa, una gastroscopia, un prelievo al midollo, e la speranza è che l'utilizzare un robotino oppure degli strumenti particolari che possono ridurre l'ansia e lo stress. E cosa fa il robottino? Qui stiamo vedendo proprio Baby Goldrake, se non sbaglio, uno dei tanti robot, perché poi possono essere molti, no? Ma qual è la funzione qui vediamo che accompagna una bambina, un bambino, come rassicura, parla, cosa fa il robottino? Questo è il robottino più bello. E mia figlia, che nell'immagine, dico che questo è Baby Goldrake in pigiama, perché quando è vestito da Baby Goldrake è proprio un vestitino con maglie perforanti, la alabarda spaziale. E immaginate un bambino che deve entrare in una stanza dove è già entrato e sai che in quella stanza gli faranno gli faranno del dolore. Il bambino non entra e si mette a piangere nel corridoio e fa piangere tutti i bambini della pediatria. Se invece dalla stanza esce un robottino e gli porge la mano e gli dice: dai su, vieni dentro che giochiamo, allora il bambino meravigliato gli puoi fare tutto quello che vuoi e il bambino è così distratto, così entusiasta da quello che gli sta accadendo, che non vede l'ora di ritornare. Questa è la nostra speranza, ma nelle altre realtà in cui lo si fa si vede che il risultato è questo. È anche un modo, insomma, come andare in giro col robottino, lei parlava di alabarda spaziale, cioè di essere rassicurati, no? Il robottino è una tua difesa, è un tuo supereroe che ti accompagna e che in qualche modo è pronto a difenderti dal dolore e dal male. E anche questo meccanismo che si mette in moto nei bambini e quindi si sentono più tranquilli, rassicurati? Esatto, i bambini credono che Goldrake, almeno questo lo chiedevo io 40 anni fa, ma altri personaggi, magari Shrek, che vedremo che è vestito d'agli, è il supereroe invincibile, che il dolore sicuramente viene sconfitto, non c'è pericolo di perdere la sfida contro il dolore. Questa sperimentazione attraverso l'impiego di robottini è una sperimentazione gravosa da un punto di vista economico? A Pediatria a Padova avete un robottino, cioè come funziona? Perché magari tutti i bambini che ci stanno ascoltando o i genitori che ci stanno ascoltando
domani mattina pensano di venire in pediatria a Padova e che per ogni bambino c'è a disposizione questo ausilio tranquillizzante. Abbiamo avuto la grossa fortuna di fare una collaborazione con il liceo scientifico Fermi di Padova, che da anni è molto, ottiene dei risultati molto prestigiosi nella robotica e ci presta i suoi robot. Quindi adesso tutti i giovedì pomeriggio, tutti i venerdì mattina, nel pronto soccorso pediatrico ci sono dei robot che giocano con i bambini. Ora non consiglio ai bambini di farsi bua apposta per venire a giocare con i robot, anche se in Canada accade che alcuni bambini preferiscono attraversare il Canada per andare negli ospedali dove hanno i robot che giocano con i bimbi. Come si può arricchire questo parco di robot? Perché magari il robot, lei diceva il robottino col pigiamino, il fatto che abbia il pigiama in qualche modo è anche più confortante, confortevole, no? Per il bambino che si trova ad avere il pigiama nel reparto e quindi c'è questa convergenza, no? Tra i ruoli di chi soffre e anche il robottino, un po' che soffre ma ti dà una mano, ti dà forza. Che altri personaggi state sviluppando, sempre in collaborazione con l'Istituto Fermi? E questo è molto importante perché abbiamo visto che i bambini piccoli, fino a 3 anni, prendono paura del robot. E quindi, per esempio, a Boston, negli Stati Uniti, attraversano il robot con un peluche, proprio un orsacchiotto di peluche. Quindi il bambino vede un orsacchiotto e è molto più tranquillo. Su questo ci vogliono delle risorse che non abbiamo. Noi semplicemente con delle ragazze brave facciamo dei vestitini da guerre stellari, per renderli un po' più bellini. E ogni bambino magari già venerdì scorso un bambino ha detto io voglio l'uomo ragno, allora le studentesse dei Fermi sono lì che preparano il vestitino. Le bambine cosa chiedono? I bambini, i maschi non abbiamo ancora avuto richieste. Allora, i supereroi, le bambine non hanno delle richieste particolari? No. No, ma può darsi, immagino vedendo mia figlia, può darsi che abbiano preferenze per personaggi di Frozen, per esempio. Quindi... Vedremo, prepareremo una quantità di vestitini per soddisfare al momento le esigenze, anche perché in pronto soccorso i bambini per fortuna non rimangono una settimana. No, meno male, per fortuna. E un'altra cosa, voi vi occupate proprio della parte tecnica, tecnologica, no? Informatica del robottino, ma siete a contatto con i medici. Che tipo di riscontro avete appunto da questa sperimentazione? Che cosa vi dicono i medici? Effettivamente, al di là che i bambini possono essere più tranquilli, ma effettivamente i bambini sentono meno dolore, sono distratti, vivono questa parentesi che comunque è angosciante per un adulto, figuriamoci per un bambino. Allora, dal punto di vista strettamente medico-scientifico siamo all'inizio, non abbiamo ancora dei risultati validi, pubblicabili, però l'impressione dei medici quando vedono questi robot che ballano, che cantano, che giocano è tirare fuori i cellulari, fare delle foto e chiamare i loro bambini per fare giocare, perché è una cosa che è bellissima per ogni medico, per ogni genitore. Sembra una cosa quasi scontata, no? E ci vogliono molti soldi per poter fare in modo che questo progetto sperimentale diventi la norma. Non lo so quanti robot debbano servire. Magari lei ha parlato di una fascia oraria, dovrebbero essere sempre disponibili, magari anche per i bambini in corsia di notte se hanno paura, insomma avere sempre un esercito robotizzato pronto a difendere questi bambini. Ci vogliono grossissimi investimenti oppure... No, non ci vogliono. Un robot come quello che abbiamo visto costa 5.000 euro, se lo volete comprarvelo per portarvelo a casa. No, compriamolo per lasciarlo tanto in pediatria. Robot più semplici, più economici, che non hanno le gambine ma che usano, animati, che parlano, costano 2.000 euro. Quindi
per me è una cifra possibile dotare la pediatria di Padova e magari di altre città italiane questo è il nostro di auspicio. questi robot, è una cosa che si può fare. Io ringrazio Roberto Mancini, non abbiamo più tempo a disposizione, ricordo tutti voi quindi per comprare dei robot per i nostri bambini quando purtroppo devono passare un periodo al pronto soccorso, sottoporsi a delle cure, andate ai genitori del dolo che interpretano Shrek sabato 9 aprile 16:30, Cinema Teatro Rex in via San Osvaldo 2 Padova. L'ingresso è libero, però è obbligatorio secondo me lasciare quello che si può per aiutare i nostri bambini. È tutto, torniamo domani mattina, grazie, arrivederci.